È iniziata giovedì scorso la festa di San Calogero al Real Monte, una festa molto sentita, il Santo Nero è molto venenato dai realmontini. La festa inizia con i tipici tamburi che girano per il paese, nel corso dei festeggiamenti si svolge il tradizionale gioco delle pignate, dove un uomo bendato portato sulle spalle da un altro con un bastone deve rompere delle pentole di terracotta tenute sospese da dei tiranti legati a balconi dell'abitazione. Il gioco si svolge nella via grande dove vengono poste una decina di pentole dentro quali si ci trova tutto. A seguire si svolge il gioco dell'albero della cuccagna nella quale nell'estremità superiore vengono appesi carne, sigarette e bottiglie di liquore. Il momento più importante della festività realmontina è la domenica, durante la quale il santo viene portato a spalla dai confratelli. Durante la processione consuetudine lanciare dai balconi del pane, momento del passaggio del santo. Questa tradizione si rifà all'antica leggenda nella quale si diceva che la gente buttava dai balconi il pane per non avvicinarsi a San Calogero, seguito dai lebbrosi. È consuetudine realizzare il pane di varie forme o con la forma del santo in segno di devozione. L'amministrazione comunale di Realmonte, guidata da Sabrina Lattuca, ha organizzato diversi eventi per tale occasione. Questa sera l'esibizione di Carlo Canebba in piazza Umberto I, domani un altro concerto con feste, allegrie e tradizioni siciliane in piazza Umberto I a cura dell'associazione Diapason di Realmonte.